Buongiorno, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo, che oggi in diretta siamo con la dottoressa Roberta Gavagnini, direttrice dell'ospedale di Chioggia. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Siamo alla presentazione del diario Fantastico Veneto, il diario della voce di Rovigo, che Luz Tre Serenissima ci ha aiutato a distribuire. E cosa ne pensa di questa iniziativa? Come l'ha trovata, visto che diceva che era la prima volta che vedeva il diario fisicamente? Sì, è stata davvero una gran bella scoperta, e quindi un'iniziativa assolutamente di alto profilo, ecco, ma sicuramente che penso sia alla portata e che saprà raggiungere dei grandi successi come ha raggiunto finora. Mi auguro che sicuramente questo successo che c'è stato nelle prime edizioni si manterrà, ecco, e aumenterà. Ecco. Sicuramente la salute, come dicevamo, è un percorso quindi che si costruisce fin dalle prime fasi, diciamo, della vita, se si può dire, che si costruisce in famiglia, nella scuola, nella società, e questo potrebbe essere sicuramente un grande strumento, ecco, per cui questo tipo di diario, questo tipo di iniziativa aiuta proprio a comunicare questo, e assolutamente i contenuti che ci sono riescono a veicolare in maniera semplice, immediata, credo, quelli che sono i concetti, ecco, fondamentali, e quindi questo credo che l'ha colto nel segno, ecco, quindi è una delle mission anche. La salute non è soltanto l'ospedale, ecco, ma è tutta un'altra serie, diciamo, di comportamenti, quindi parte prima dall'individuo e poi dalla prevenzione, ecco, che è fondamentale. Questo l'abbiamo capito in maniera assolutamente così dirompente con il discorso dalla prevenzione delle malattie infettive chiaramente allo stile di vita sano, e la dimensione sociale, ecco, la dimensione dell'ambiente, ecco, per cui un concetto a 360 gradi, ecco. La ringrazio, direttrice. Buongiorno, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo, che oggi è in diretta. Siamo alla presentazione del diario Fantastico Veneto, il diario della voce di Rovigo, che è stato presentato oggi a Chioggia. Siamo con Enrico Vidale della Fondazione Banca degli Occhi. Buongiorno. 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 Uno dei partner di questa iniziativa, un partner importante che ha un messaggio importante da dare proprio anche attraverso il diario. Sì, sfogliando un po' le pagine di questo diario vediamo bellissimi disegni, vediamo bellissime immagini, e ci sono anche bellissime storie rivolte ai ragazzi. Ecco, noi lavoriamo nel mondo della vista, noi lavoriamo per ridare la gioia di vedere a quelle persone che purtroppo affette da malattie corneali, sfogliando questo diario non riescono a vedere questi bellissimi disegni, non riescono a leggere le storie che ci sono, molto spesso non riescono a scrivere. Non c'è donazione, non c'è trapianto se non c'è donazione, e quindi per noi è molto importante far crescere la cultura del dono per dare risposte terapeutiche proprio alle persone affette da malattie oculari, e la sfida che ci è stata posta proprio con questo diario è dialogare con i ragazzi più giovani. L'abbiamo fatto in 2 filoni. Da un lato parlando del bene prezioso della vista e come riuscire a preservare la vista con utili consigli, dall'altro facendo crescere la cultura di donazione attraverso un gioco, attraverso un cruciverba, per individuare le parole del dono. Quali sono le parole più importanti, quali sono le parole di solidarietà, perché solo grazie alla solidarietà la Banca degli Occhi può dare risposte terapeutiche a persone in attesa di trapianto. Grazie.